Ma non moltissimi in realtà, chiaro che non sono interventi facilissimi perché l'ambiente è un po' complesso, anche a parte le piste, perché la pista di sci richiede competenze tecniche molto elevate per poter sciare e soccorrere, ma anche sulla pista di bob, anche in quel caso anche per gli spettatori il terreno è innevato, quindi è difficile muoversi, però numericamente non sono molti gli interventi. Le posso chiedere l'operazione Lindsey Vonn come è andata dal punto di vista del salvataggio sulla pista e quant'altro, anche le tempistiche? Ma guarda, io lo dico con le parole dell'IOC, del Comitato Olimpico Internazionale, che ha giudicato l'intervento eccellente per tempi e modalità, quindi credo che il loro giudizio sia sufficiente. Ce lo descrive come è andato? È andata come succede in questi casi, quindi il primo team che arriva immediatamente sul posto in mezzo minuto, poco più, poi viene raggiunto dalle altre squadre. Queste squadre sono composte da medici, infermieri e agenti delle forze dell'ordine che sono esperti su soccorso pista, e lì viene fatta la valutazione e quello che è indispensabile poter fare per poter rimuovere il prima possibile l'atleta da una condizione ostile che è stare distesi al freddo sulla neve. Lì è stato usato l'elicottero come previsto, l'elicottero porta l'atleta alla medical station dove viene fatta una valutazione insieme al medico della squadra. Questa è una regola che ci siamo dati. Sugli atleti si fanno solo interventi concordati col medico, ovviamente salvo se dovesse salire le manovre salvavita per cui non si attende. Però lavoriamo insieme con i medici delle federazioni, credo sia il modo migliore per garantire il giusto trattamento all'atleta. Da lì l'atleta viene portato al Policlinico Olimpico, che è l'ospedale Codivilla, dove abbiamo una diagnostica completa, dalla radiologia convenzionale, TAC, risonanza, esami di laboratorio, poi se è necessario abbiamo gli ospedali di riferimento di Belluno e Treviso, che sono gli ospedali olimpici. Oltre a Lindsey Vonn, anche un bobbista lettone. Un bobbista lettone con una lesione potenzialmente invalidante, grave, che per fortuna è stato trattato in tempo e che è già stato dimesso dall'ospedale di Treviso dopo un intervento chirurgico molto complesso, però è tornato qui a Cortina per ricongiungersi con i suoi colleghi. Farà lo spettatore adesso. Credo di sì.